menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera c'è una necessità di vagonate di Malox in tutta Italia, vagonate di Malox per tutti o quasi. La nostra non è pubblicità occulta a un farmaco, tanto non è neanche occulta e dichiarata, ma è proprio risponde a una necessità sanitaria che si è diffusa in tutta Italia. Ebbene sì, perché da stasera è ufficiale, l'aeroporto di Malpensa, uno dei più importanti scali d'Italia, sicuramente anche d'Europa, sarà intitolato a Silvio Berlusconi. Lo ha comunicato ufficialmente una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi ha twittato anche il ministro Salvini. L'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. Grande soddisfazione per un grande italiano, che mi pare un dato di cronaca difficile, quantomeno il grande italiano, perché è difficile definire piccolo, mediocre, qualcuno che in qualunque campo si è esercitato ha raggiunto comunque le vette di quel campo. Ma invece, come potete immaginare, oggi sarà veramente un overdose di Malox. Ma voi immaginate nella redazione di Repubblica, cioè ci sarà un consumo di Malox veramente fuori, oltre il livello di guardia, perché il bruciore di stomaco monta e monta. Un giornale che per 20 anni è stato costruito contro Berlusconi, ricordate i nomignoli, lo chiamavano l'egoarca, facevano 10 domande su quello che faceva in casa sua, era il fantasma, lo spettro, il male assoluto. Ebbene, da oggi qualunque redattore di Repubblica si metterà a fare la tratta Roma-Milano, atterrerà o partirà dal Berlusconi, è straordinario. Ma pensate, l'ex editore di Repubblica, attuale editore del Domani, Carlo De Benedetti, costretto ad atterrare o a partire dal Berlusconi, cioè un incubo, veramente non prenderà sonno tutto il mese prima del viaggio De Benedetti, no? Perché nell'eterno derby tra queste due figure non riuscirà mai a vincere De Benedetti, perché Berlusconi è uno che ha costruito, non ha disfatto, e a nessuno, neanche alla sua presunta parte politica, verrà in mente di intitolare un aeroporto a Carlo De Benedetti. Ma voi pensate, voglio dire, a Elly Schlein, a cascata a tutto il PD. Non a caso il PD subito ha presentato un'interrogazione al ministro Salvini chiedendo insomma com'è possibile che si sia derogata dalla regola dei 10 anni che ci sarebbe per l'intitolazione a uno scomparso. Diciamo che non siamo esattamente in un caso canonico, no? Ma il PD subito la mette sul cavillo e come dire, incalza il governo su questo tema fondamentale. Non solo, ma c'è una petizione a Milano a firma CGIL, Repubblica ci informa subito per sfogare il proprio mal di stomaco, per intitolarlo invece a Carla Fracci. E anche ci dicono il sovrintendente alla Scala Maier ha firmato questa petizione, no? Perché no, va intitolato alla Fracci, che peraltro ha il merito di essere una figura femminile, dicono, proprio usando in modo, come dire, bieco e sempre anti, sempre contro, anche quando ormai, come dire, il nemico è scomparso, usando appunto Carla Fracci. Ma voi pensate Marco Travaglio? Voi pensate Marco Travaglio in fila al gate con in mano il biglietto dell'aeroporto Berlusconi? Ma è meraviglioso. Tra l'altro Travaglio, uomo di grande stile, no? Quando il giorno del funerale disse che Berlusconi, con lui il porco è diventato bello, disse, senza neanche quella pietas che avevano anche i guerrieri antichi per il nemico. Ebbene, lui da oggi sarà in fila più che suino, diciamo formichina in mezzo a tante formichine, col suo bravo biglietto all'aeroporto Berlusconi. E pensate Santoro costretto a passare dall'aeroporto Berlusconi. È come se il cavaliere gli abbia rifatto in faccia una spolverata alla sedia. Vi ricordate quella che fece in trasmissione quando Travaglio e Santoro pensavano di averlo messo all'angolo? Lui spolverò la sedia di Travaglio con una genialata assoluta e ribaltò il clima. Eccoli, anche da lassù li sta spolverando la sedia. E dopodiché pensate
la dottoressa Boccassini o certi giudici di certe procure obbligati a fare scalo all'aeroporto Berlusconi. Insomma, ragazzi, bisogna veramente provvedere a far arrivare scorte e scorte di Malox. Radio Libertà nel suo piccolo capisce il dramma di tutte queste persone, darà un suo contributo. Ora ho parlato anche con il nostro amministratore, nel piccolo delle nostre forze metteremo qualche risorsa a disposizione per acquisire ulteriori casse di Malox. Fa molto molto ridere questa cosa. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio